Veneziani e veneti, informatevi sulle foibe e sull'esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. Lo scopo della giornata nazionale del ricordo, il 10 febbraio, è soprattutto questo. I numeri purtroppo non sono ancora noti, ci sono alcune riviste, alcune pubblicazioni, alcuni cosi storici che fanno passare dagli 8 ai 12.000, altri parlano di 20.000. Purtroppo proprio per la natura di questi infami delitti non è possibile dire quanti possono essere. Noi stimiamo circa 10-12.000. Per memoria della giornata del 10 febbraio questa cosa viene ricordata a tutti i livelli istituzionali, quindi le istituzioni sono vicine a noi in questo particolare momento. Una pagina dolorosissima costellata di infami delitti e di inconsolabili addii a quella terra natia che fu latina, veneziana e italiana, l'Istria. Le principali cerimonie cittadine di ricordo si svolgeranno sabato 8 febbraio al Duomo di Mestre con la messa del ricordo alle 18:30 e lunedì 10 alle 11 in Piazzale Martiri delle Foibe a Marghera con la deposizione della corona d'alloro accompagnata dal coro degli studenti dell'Istituto Comprensivo Grimani. Sempre lunedì alle 18 al Teatro Momo di Mestre la lettura scenica La foiba del silenzio. Furono 350.000 gli esuli, a Venezia ne passarono forse 30.000. Dalle 6 alle 8.000 persone si fermarono a Venezia e dintorni. Dopo 3 generazioni oggi potrebbero essere 2 o 3.000. Verso di loro l'Italia ha un debito morale, evidenzia Millic. È il debito della conoscenza. Noi non siamo una popolazione bellicosa, non siamo dei revanscisti, non vogliamo niente e tantomeno vogliamo essere equiparati a qualche movimenti che vogliono rivendicazione, però vorremmo che esistesse una conoscenza storica. E abbiamo, per continuare a essere italiani, abbiamo dovuto rinunciare alla nostra terra, alle nostre abitudini, soprattutto alla nostra vita sociale, che è una cosa che era un unicum. Sul piano storico le scuole hanno per lungo tempo, i libri di storia hanno ignorato il nostro sacrificio.